Ci lamentiamo che l'Europa non c'è, ci lamentiamo che l'Europa c'è troppo, impone rigore, quindi stop alla crescita, però l'Europa c'è e impone queste cose. Dov'è che non c'è l'Europa? Quando arrivano per esempio questi immigrati che a volte transitano solo per l'Italia e vogliono raggiungere i loro familiari in Germania, in Francia, in Belgio, poi dopo per un periodo però si fermano qui e vengono distribuiti nel territorio creando un notevole disagio. Ma non si era detto più volte che è un problema europeo e quindi la distribuzione dovrebbe essere perlomeno europea e non solo italiana. Cioè, se ce ne sono di quelli che vogliono andare in altri paesi, perché questi paesi non li accolgono? Perché l'Italia resta sola? Solo perché fisicamente è più vicina alle coste africane? Solo per questo? Allora, o questa Europa c'è per tutto o non ci dovrebbe essere per niente.